Quest'opera ci è particolarmente cara perché è stata l'inizio di una storia di amicizia con Vito Planeta, che non conoscevamo prima di questo viaggio in Sicilia, e Valentina Bruschi, che ci ha messo in contatto e che ci aveva appunto invitato. Durante questo percorso che abbiamo fatto nella Sicilia orientale, una Sicilia orientale che non conoscevamo assolutamente, completamente oscura, incredibile, piena di misteri e di segreti che non avremmo mai scoperto senza questo percorso, abbiamo anche incontrato Fabio Majorana, il nipote di Ettore Majorana. La casa di Fabio Majorana, che si trovava poco lontano dalla vigna di Sciaranuova, è un palmento assolutamente meraviglioso in cui la famiglia Majorana passava le vacanze durante le estati. E questo palmento è a metà abbandonato, e la storia di come Fabio e Vito si sono incontrati rivela l'eccezionalità di queste due persone, perché Vito, curioso di questa rovina così bella, un giorno scavalcò il cancello per andare a vedere che cosa c'era dentro, e invece di trovare un luogo vuoto e abbandonato incontrò Fabio Majorana, che a sua volta, invece di chiamare la polizia o di allarmarsi, fece amicizia con Vito e creò una relazione durevole, insomma, che poi si estese anche a noi perché siamo diventati tutti quanti amici. A questo punto, dopo aver visitato questa casa meravigliosa, piena di miracoli, di ricordi e di cose assolutamente incredibili, ci è sembrato naturale pensare a un libro di Sciascia che ci è molto caro, che è La scomparsa di Ettore Majorana, e in cui c'è una citazione a cui siamo particolarmente affezionati perché la consideriamo una sorta di autoritratto nostro, e che si divertiva a versare per terra l'acqua della scienza davanti agli occhi di chi ne era assetato. E questa frase ci sembrò anche un ritratto di Vito, quindi è un triplice autoritratto. E oltretutto, essendo una frase lunga e volendo noi intervenire in un modo per forza monumentale in questo spazio che è così vasto, perché è una vigna in altitudine che fronteggia il Parco dell'Alcantara ed è di una bellezza totale, e quindi è difficile intervenire in un modo pertinente senza guastare l'equilibrio della natura, e questo parco, che tra l'altro è protetto, ha delle restrizioni. Decidemmo di appoggiarci a un edificio esistente, quindi di far correre questa frase per la lunghezza di questo elemento architettonico che già esisteva. Chi entra nella vigna di Sciaranuova non vede quest'opera perché si trova sul retro dell'edificio, sulla parte del blocco costruito che fronteggia la vigna. Quindi la notte si vede magari un bagliore azzurro sulle piante, ma di giorno non si percepisce, e comunque sia è un'opera che si appoggia ai volumi esistenti e non aggiunge nulla in termini di presenza. È molto grande, ma allo stesso tempo è molto discreta, è come se fosse sempre stata lì, ed è quello che noi ci auguravamo quando l'abbiamo immaginata.